punto d'oro conquistato sul campo del Napoli, ma anche una filosofia che viene ribadita. Il Cagliari, se attacca, è una squadra che ha una personalità. Se pensa a difendere, rischia di non fare i punti. E quest'oggi il rischio ce lo siamo presi grossi, perché prima di inserire la seconda punta, il Cagliari ha rischiato più volte di subire il gol del 2-0 e quindi di dover attaccare quando ormai il recinto era aperto e i buoi erano scappati, come è capitato in tante altre partite di questo campionato. Il Cagliari zoppo in attacco, con João Pedro tenuto precauzionalmente fuori per evitare una ammonizione che gli avrebbe fatto saltare la gara con il Benevento, ma senza un attaccante che lo sostituisse. Al suo posto è stato inserito Lico Iannis. Lico Iannis ha fatto tutto quello che un attaccante che difende deve fare sul piano difensivo, ma chiaramente non poteva fare quello che un attaccante sa fare quando si tratta di attaccare. E il Cagliari è mancato in fase d'attacco, ha dato al Napoli la possibilità di spingere di più, di giocare con un attaccante in più quando non c'era l'attaccante del Cagliari, perché aveva un difensore dall'altra parte che gli permetteva di spingere. Contemporaneamente ha avuto la possibilità di difendersi meglio quando, dopo il gol del vantaggio, veniva in qualche modo stretto d'assedio nella sua metà campo e il Cagliari finalizzava il suo gioco andando a chiudere spesso laddove c'era il difetto, laddove c'era la squadra zoppa. Un colpo di testa di Lico Iannis su un cross da destra con Lico Iannis alle spalle di Pavoletti, dove abitualmente c'è João Pedro, un'altra azione con l'apertura a sinistra per l'1 contro 1, dove Lico Iannis doveva andare a superare l'avversario, non essendo un giocatore così rapido come João Pedro. Insomma, al di là di João Pedro è cambiato tutto quando la zuccata che ha steso Cepitelli ha costretto Semplice a inserire il nuovo attaccante, ed è cambiato ancora di più quando poi è stato inserito addirittura il terzo attaccante. Il Cagliari deve attaccare, il Cagliari non può pensare di poter speculare su una partita, di poter giocare bene in difesa anche quando schiera tre mediani per poter poi ottenere il pari con lo 0-0. Lo 0-0 non lo otterrà mai, perché prima o poi un errore lo hai fatto. Lo farai e rischiavi anche oggi di farne più di uno. Il primo al 13° è stato sfruttato subito dal Napoli con Osimhen che ha portato in vantaggio la squadra partenopea, ma per fortuna tante altre occasioni che non sono andate a buon fine. Prima dei cambi che dovevano arrivare certamente con largo anticipo. Si è arrivati in tempo per il pareggio con il gol di Nandez che, stretto d'assedio il Napoli, poteva a sua volta cercare l'assalto dell'area di rigore con Cerri, Pavoletti, Simeone in campo che in quel momento impegnavano l'intera difesa. Insomma, un punto che alla fine abbiamo ottenuto, ma anche tante indicazioni e tanti insegnamenti che non dobbiamo dimenticare. Guai illuderci che abbia pagato la tattica difensivistica adottata fino al 75° per poi tentare il tutto per tutto nel finale, perché non andrà sempre a finire così. Non capiterà sempre che l'altra squadra non segni poi il raddoppio e non capiterà sempre che il Cagliari riesca a segnare nei minuti di recupero. La gara bisognava giocarsela, se non fin dall'inizio, aspettando lo sfogo del Napoli per poi a nostra volta proponendo il nostro gioco, perché solo così il Cagliari può venire fuori da questa situazione, o meglio, solo così è venuta fuori da questa situazione e deve continuare ad uscirne. Ora lo scontro diretto col Benevento. Ancora una volta dobbiamo sottolineare che nulla è stato fatto. Se non si neutralizza il Benevento, se non si batte il Benevento, la strada per la salvezza diventa ancora lunga e tortuosa. Vincere invece lo scontro diretto potrebbe essere l'inizio della discesa, ma una discesa che bisogna imboccare con lo spirito giusto, con la voglia di vincere, con lo spirito di vincere, con la personalità di vincere. Non siamo una squadra votata al catenaccio che può permettersi di speculare su 90 minuti di gara. E speriamo che anche stavolta il messaggio sia chiaro e venga recepito, perché altrimenti si rischia poi di sbagliare in futuro quel che è stato sbagliato anche nel recente passato.